Gioacchino Nicastro ineleggibile e Filippo Pellitteri sospeso. Il comune di Casteltermine è una nave senza nocchiere e quando manca una guida è facile cadere nell'errore. Nessuno può esercitare la carica di sindaco perché si attende che la regione nomini un commissario fino a che la Cassazione non regoli i conti giuridicamente parlando tra il primo sindaco di questa tornata elettorale e il secondo primo cittadino. Ma i vuoti di potere hanno sempre una forza centipeta ed ecco che alcune figure presenti sul panorama castelterminese si vorrebbero, come segno di buona volontà e interesse istituzionale civile, arrogare oneri e onori. E così nascono le annunciate passeggiate da Sua Eccellenza il prefetto di Agrigento Dario Caputo. Ma ecco pronta una lettera che metta i puntini su lei. Filippo Pellitteri, il sindaco del comune di Casteltermini, sospeso dalla carica in attesa della decisione della Corte di Cassazione, come lui stesso si definisce, sollecita le autorità preposte a provvedere ai dovuti adempimenti, che si traduce nel nominare immediatamente il previsto commissario straordinario. Poi, dulcis in fundo, chiede venga fatta chiarezza sugli illeciti eventualmente compiuti ancora da compiere da parte di soggetti non legittimati all'esercizio delle funzioni. E precisa Pellitteri per far chiarezza che non potranno essere indette nuove elezioni fino all'esito del pendente giudizio di Cassazione e solo nella ipotesi di annullamento da parte della sentenza d'appello, nella parte in cui viene sostituito il sindaco ineleggibile con quello che ne ha diritto.